Allora, siamo qui con Jacopo Berti, il secondo candidato alla presidenza della Regione Veneto, ospite della redazione di QDP News. Io, prima di introdurre, di affrontare qualche tema della campagna elettorale in vista del voto regionale del prossimo maggio, chiederei a Jacopo Berti un breve identikit, una presentazione. Certo. Volentieri, volentieri. Prima di tutto grazie mille dell'invito, che raccolgo molto volentieri. E chi sono? Sono Jacopo Berti, ho 31 anni, vengo da Padova, sono laureato in giurisprudenza e faccio l'imprenditore. Viviamo in uno Stato che forse è quello d'Europa con più leggi in assoluto. E ogni volta che succede un problema bisogna fare una legge nuova, è vero o no? Succede qualcosa, bisogna fare una legge. Ti sei limitato, hai citato l'Europa, ma... Ecco, forse del mondo, non volevo esagerare, ma... E questa io la trovo una cosa gattopardesca, cambiare tutto per non cambiare niente. Bene, non è un problema di leggi, o meglio, è anche un problema di leggi. Noi diciamo via la prescrizione, col nostro pacchetto anticorruzione, via la prescrizione per i reati contro il patrimonio pubblico. Legalità e onestà. Oggi è legale che Galan prenda lo stipendio? Certo, la legge glielo permette. Il punto è che la collaborazione programmatica, quindi sugli argomenti, esiste, è una cosa conclamata per i 5 Stelle, una cosa risaputa. Non più di 2 giorni fa è stato fatto un post sul blog di Grillo dove parlava del debito europeo nello specifico, e diceva: chiunque voglia combattere il debito europeo, è un appello che noi come 5 Stelle lanciamo, uniamoci. Perché bisognerebbe votare 5 Stelle? Certo, rispondo subito. Perché appunto la mia domanda è: dopo questi 15 anni di gestione Lega, di gestione centrodestra, si sta meglio o si sta peggio di prima? Cioè, negli ultimi 5 anni di questo governo Zaia, qual è stato il progetto del Veneto? Io non lo vedo e non riesco a vederlo da qui al 2020, appunto, dal 2015 al 2020. Non c'è. E questo è fondamentale. E quindi qua torniamo al programma. Assolutamente, volentieri. Sull'autonomia noi siamo per un modello svizzero. Questo lo dico non io oggi, non è una pensata per il Veneto. Io anzi invito le persone ad andare sul blog di Beppe dal 2008, che si parla degli Stati Uniti d'Italia, che si parla del modello svizzero come riferimento per 2 motivi. Per le autonomie locali e quindi il concetto dell'autodeterminazione, che è fondamentale nel 5 Stelle e che combacia con la democrazia diretta. Cosa vogliono dire questi 2 paroloni? Vuol dire che io, Pieve di Soligo, devo decidere per Pieve di Soligo e per la zona dell'Alta Marca. E questi sono concetti che non abbiamo mai abbandonato e che portiamo avanti fortemente. Saremo infatti anche il 23, lunedì 23 febbraio, saremo ospiti di Indipendenza Veneta in un convegno proprio per confrontarci su questi temi. Loro hanno una visione indipendentista, noi abbiamo una visione autonomista. Il Movimento 5 Stelle, mi permetto di fare una piccola digressione, nasce dalle associazioni, nasce dalle lotte dei cittadini, e una delle 5 Stelle, perché ognuna ha un significato anche, una di queste è ambiente. La tutela del territorio è fondamentale. Quando parlo prima di autodeterminazione parlo soprattutto anche di questo. Questa è la rendicontazione, quindi tu sei pagato dai cittadini, sei là a Roma, cosa stai facendo? Mi stai dando una mano? Io di Conegliano che ti ho votato, cosa stai facendo per me? Che risultati porti? Guarda che io ho questo problema, il problema dei pesticidi, di questi fitofarmaci, cosa sta tornando indietro? Movimenti tellurici che vi hanno un po' caratterizzato. Questi movimenti tellurici per me sono una medaglia, sono una grandissima medaglia sul nostro petto, perché dimostrano che non siamo partiti che esistono da sempre in Parlamento. Noi siamo coerenti e abbiamo una parola, e la parola vale più di 100.000 leggi. E ci sono delle persone che hanno un prezzo, questa è la verità. E allora è meglio perderle che trovarle, e anche in fretta. La signora Maria che ieri Esatto. sera ha avuto i ladri in casa. La signora Maria che ha avuto i ladri in casa, io dico questo, signora Maria, che anzi come se fosse mia nonna. O al benzinaio che ho visto che sono avete andato, visitato. sì, sono andato volentierissimo da Stacchio, che è stata una bella esperienza anche umana, non so come dire.
Insomma, forte. molto forte. Ma dico, zia, ma tu le chiavi di casa tua le daresti a un ladro? No? E allora, perché lo metti? Perché gli dai il voto? Perché lo metti a far politica? Perché lo voti allora? Fine. Questo dico alla zia Maria. Cioè, la zia Maria basta dire, ma cioè, se ci sono i ladri nelle istituzioni, poi non devi stupirti di averceli in casa. La gente Sì. che trovi che spirito ha. La gente che trovo in questo momento è fai qualcosa. Cioè che mi guarda e mi dice Per le proprio per i poveri generazioni. nipoti, perché ho detto con sti qua non andiamo da nessuna parte. E la gente quando mi guarda, io parlo anche con le imprese, al grande imprenditore, alla zia Maria, mi guarda e dice, non lo so, e io il messaggio che voglio dare è, va bene, non ti piace, 5 Stelle, non importa, capisco, mica tutto deve piacere a tutti, lascia stare, mettiamoci tutti assieme e andiamo dritti verso l'obiettivo. Questo deve essere il Veneto di oggi. Dobbiamo fare sistema e fare che cambiare pagina, perché così rischiamo di buttare via il più bel posto del mondo, che sono veramente così, perché